Tifosi partenopei, attenzione, decisione urgente del Napoli. Sono ore decisive per l'esonero di Rudi Garcia. La sconfitta del Napoli in casa contro l'Empoli dà una spallata alla panchina di Rudi Garcia. L'esonero dell'allenatore. Già ventilato un mese fa, salvo il tentativo estremo da parte del presidente di ricucire la tela di un rapporto ai saldatosi tra squadra e tecnico, è l'ipotesi più probabile al momento. E il silenzio stampa decretato dal club dice molto della situazione di subbuglio in cui versa la squadra. Bocche cucite, porte dello spogliatoio serrate. È il momento delle decisioni solenni, di quelle che prendi una volta e tira un riga su, ora e per sempre. Che sia un traghettatore, condizione più plausibile, oppure che in corsa salti sul treno dei campioni d'Italia, una figura a cui affidare già il futuro lo si saprà con certezza nelle prossime ore. Il patron ha lasciato lo stadio prima del fischio finale della sfida persa tra le mura amiche. Aveva visto già abbastanza, ma non è andato a confrontarsi coi giocatori. Ci sono riflessioni ben più importanti e decisive da prendere assieme ai suoi collaboratori. Ci era sceso alla fine del primo tempo, ma anche questa mossa, quasi disperata, di dare una scossa si è rivelata vana. Chi può arrivare al posto del francese? La presenza in tribuna di Paolo e Fabio Cannavaro, seduti non molti distante da Aurelio De Laurentiis, hanno aggiunto il nome dell'ex difensore campione del mondo a Berlino 2006 e pallone d'oro in calce alla lista dei candidati a prendere le redini di un gruppo che ha smarrito se stesso. È napoletano. Fattore tutt'altro che trascurabile per rinsaldare la fiducia del popolo azzurro intorno al suo incarico e al compito che lo attende. Può essere il colpo a sorpresa anche se con poca esperienza in panchina. Chi sarebbe il miglior allenatore per salire sulla panchina del Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti. A presto, forza Napoli sempre!